Finisce 1-1 il big match della 14ª giornata tra Lentella e il Novara. Al Comunale è andata in scena una gara equilibrata, maschia, vera, dal primo e combattuta dal primo all'ultimo minuto. Lentella è riuscita ad andare in vantaggio allo scadere della prima frazione con il terzo gol in campionato di Salvatore Sassà Caturano, che sarà fatto trovare come sempre da Rapace d'area di rigore al posto giusto, al momento giusto. Nella ripresa i ragazzi di Boscaglia hanno cercato di chiudere la partita, ma il Novara è rimasto in gara dimostrando di voler a tutti i costi uscire al Comunale con dei punti, e poi, come purtroppo è accaduto sia nella partita di Cuneo poi che rinviata, che in quella di Siena, gli ultimi minuti sono stati ancora fatali ai ragazzi di Boscaglia, perché a 10 minuti dal 90esimo, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, il difensore squadra Juventus Bove ha segnato la rete del definitivo 1-1. Diciamo che abbiamo giocato contro una squadra forte, che è costruita sicuramente per il salto di qualità. Noi abbiamo avuto un approccio tranquillo, nel senso che comunque sapevamo la forza del Novara e quindi abbiamo lavorato su determinati concetti. Loro hanno scelto di venirci a prendere alti, ma ogni volta che andavamo via dal loro primo pressing avevamo la possibilità di girare continuamente e andare da lato a lato per fargli male. A volte lo abbiamo fatto, a volte no, quindi da questo punto di vista non siamo stati lucidi. Nonostante questo abbiamo trovato il gol e nel secondo tempo però non siamo entrati bene in campo. Dobbiamo lavorare sugli ultimi 10 minuti, perché facciamo una gran partita per 80 minuti e poi gli ultimi 10 minuti che sono quelli dove dovresti stare più concentrato, ci lasciamo un pochino prendere dall'emozione così, e anche oggi abbiamo preso gol sulla palla inattiva. Comunque secondo me nel complesso è stata una buona partita e un pareggio alla fine giusto, visto che comunque anche loro sono un'ottima squadra con un organico da Serie B.